Sospetto, però io vedevo solo i passaggi, ma riuscivano a nascondere per bene tutto quanto. Qualche dubbio in esercenti e residenti di via dei Dall'Oro era sorto, eppure quelle signorine orientali, così educate e discrete, erano riuscite ad ingannare molti e così, seppure qualcuno sospettava che dietro i volti sognanti delle insegne pubblicitarie sulle vetrine si nascondesse qualcosa di diverso dai semplici massaggi, la notizia del blitz della polizia ha colto tutti un po' di sorpresa. Siamo rimasti stupiti perché sono 6 mesi che erano aperti, sai, dopo 6 mesi non si pensava che i controlli avessero già fatti, quindi fosse tutto in ordine. E invece dopo 6 mesi è venuta fuori la sorpresa che in ordine non era. Noi ci abitiamo in questo palazzo, quindi avevamo cinture, ma però niente cioè noi non sapevamo niente di sicuro, insomma. A tirare un sospiro di sollievo sono le titolari dell'Istituto di Bellezza, vero stavolta che ironia della sorte confina proprio con il centro massaggi Paradiso chiuso dalla polizia. In 20 anni mai un uomo aveva bussato alla loro porta. Da quando loro hanno aperto praticamente noi giornalmente i primi periodi abbiamo avuto un sacco di richieste, cioè tutti gli uomini suonavano perché pensavano che fossimo attaccati e questo ci ha disturbato particolarmente. E così nel quartiere a 2 passi da Piazza Duomo e San Nicolò tornano ad accendersi le luci rosse, proprio come all'epoca dei celebri bordelli della Caide Oro, quando il popolare quartiere trevigiano era famoso per le sue bellezze a pagamento. Uscivano alla sera, dicevano, poi ho saputo perché e cambiavano ogni 15 giorni, questo sì. Io ero piccolina, però quando sono cresciuta sapevo che questo era un quartiere che noi ragazze non dovevamo neanche passare, capisce? Poi è venuto il bombardamento e ha risolto tutto. Solo che ora al posto della Ada, della Nene o della Bianca c'erano ragazze dagli occhi a mandorla.